600 atleti provenienti da 21 nazioni diverse hanno tagliato il traguardo di Pederobba dopo 123 km, oltre 3.000 metri di dislivello. Questi numeri della tappa di giornata del Tour Transalp, la sorella su strada della mitica Bike Transalp, uno dei maggiori circuiti internazionali per gli amanti del ciclismo. La partenza a Fiera di Primiero, l'approdo nella Marca, protagonista assoluto il massiccio del Grappa. Un centinaio i volontari coinvolti, 40 invece le strutture ricettive impegnate tra Asolo e Borso del Grappa. Una grande manifestazione a livello europeo che arriva a Pederobba nei territori dell'Alpe Demontana appena riconosciuti riserva MAB UNESCO. Un grande orgoglio come Pederobba poter ospitare oltre 600 turisti da tutto il mondo con una macchina organizzativa guidata dalla Proloco di Pederobba che ringrazio e dalle tante altre associazioni del territorio, Alpini, Avis, Banda Musicale e gli Alpini di Cossagno e anche di Alano di Piave. La gara, partita nei giorni scorsi da Lienzi in Tirolo, terminerà ad Arco nel Trentino. A fine settimana migliaia le persone assiepate lungo il tragitto, non solo a Pederobba, per un evento che vuole sostenere il rilancio turistico dell'intera area. È un grande sforzo organizzativo per accogliere tantissime persone che visiteranno il nostro territorio.